touch this. Can't touch this. Con le nostre immagini siamo a Monsummano per il trofeo Bar Rolando, organizzato dalla Ciclisport Masotti, gara della Lega WISP nazionale. Una partecipazione veramente numerosa a questo trofeo Bar Rolando, tanto che è stato necessario suddividere gli atleti in due partenze. La prima partenza categoria A1, A2 e A3, mentre dalla A4, A5, A6 e le donne junior prenderanno il via successivamente. Importantissima l'organizzazione in questo caso del Ciclisport Masotti, che è stata in grado di allestire una manifestazione con, come dicevo prima, con una partecipazione veramente numerosa, con oltre 220 i corridori al via, quindi grande impegno per la Cicli Masotti. E qui per questo trofeo Bar Rolando che si svolge a Monsummano abbiamo visto anche la pubblica assistenza di Cintolese e di Monsummano, ed ora ormai la gara sta per prendere il via. La prima gara ricordiamo gli atleti delle categorie A1, A2 e A3 che sono partiti in questo momento per l'assegnazione del trofeo Bar Rolando organizzato dalla SD Cicli Masotti. Quindi prime pedalate per gli atleti su un percorso che è quasi interamente pianeggiante, quindi diciamo un percorso non difficile, e quindi probabilmente assisteremo anche a una competizione condotta sempre ad altissima velocità. Comunque prime fasi di gara, ripeto, stiamo seguendo il trofeo Bar Rolando organizzato dalla ASD Ciclisport Masotti. Lasciamo ora passare gli atleti, quindi prime fasi di gara di questa manifestazione, che sarà subito dopo seguita dalla seconda partenza, quelli degli atleti delle categorie senior, per così dire. Infatti le categorie A1, A2 e A3, ricordiamo la categoria 1 va da 19 a 32 anni, A2 da 33 a 39 e la categoria A3 da 40 a 47. Intanto siamo già al chilometro 11 di corsa, primi tentativi. Vediamo al comando, abbiamo visto Fabio Scitti, Andrea Grandi sono in 4, Marco Zoppi e Crowe Jason, quindi 4 uomini al comando. Siamo al chilometro 11 di corsa, il loro vantaggio è nell'ordine di una quindicina di secondi nei confronti del gruppo, e infatti vediamo ora altri atleti si stanno avvantaggiando alle spalle dei 4 uomini di fuga. Ripeto, 4 uomini al comando, 3 uomini all'inseguimento. Vediamo c'è Monti, Lunardi e Poli. Questi 3 sono i primi inseguitori, ma il gruppo si riporta immediatamente sotto. Ed ora vediamo il gruppo allungato, riprende i 3 uomini che si erano avvantaggiati leggermente, quindi 4 uomini al comando e il gruppo insegue, comunque ritardo ancora minimo. Vediamo scatti e controscatti in testa alla corsa. Siamo nelle fasi iniziali di questo trofeo Bar Rolando organizzato da Ciclisport Masotti. Ripeto, gruppo allungato. Abbiamo visto ora una maglia iridata, proprio una settimana fa in località Spianate si è svolto il mondiale della UNLAC e questo è uno degli atleti che in tale occasione ha ottenuto il successo. Lasciamo passare ora il gruppo
gruppo compatto alle spalle dei 4 uomini che guidano ancora la corsa. Ed ora con le immagini siamo passati in località Staffoli, al comando Claudio Giraldi. I 4 uomini che prima erano al comando sono stati raggiunti ed ora Claudio Giraldi ha un vantaggio che vedete nell'ordine di un centinaio di metri nei confronti della testa del gruppo. Claudio Giraldi della categoria A3 sta guidando la corsa, ma gli altri non è che gli lasciano molto spazio, quindi vediamo i primi inseguitori si stanno riportando su di lui. Vedremo se sarà tutto il gruppo, anche se sono poche le decine di metri di ritardo del gruppo nei suoi confronti, o se questi atleti riusciranno a sganciarsi. Sì, si sono sganciati e ora appena possibile vedremo di chi si tratta. Quindi Claudio Giraldi guida la corsa, assieme a lui sono rientrati 4 atleti. Vediamo, si tratta di Carmignani, Pennucci, Baldaccini e Ciofi. Quindi 5 uomini al comando, Carmignani, Pennucci, Baldaccini e Ciofi, che hanno raggiunto Claudio Giraldi. Ed ora vediamo uscire come una furia dal gruppo Del Carlo della BBM Baldo Stefan, solo 10 secondi il suo ritardo nei confronti dei 5 uomini che guidano la corsa, ma abbiamo visto che ha recuperato con una certa facilità il ritardo, era di 10 secondi pochi istanti fa, è rientrato abbastanza facilmente. Ritardo del gruppo a questo punto 20 secondi. 20 secondi ritardo del gruppo nei confronti dei 6 uomini che a questo punto guidano la corsa. Vediamo, il gruppo comunque non concede molto spazio agli uomini di testa, gruppo che procede piuttosto allungato, anche perché nella fuga, nei 6 uomini in fuga, ci sono alcuni clienti particolarmente pericolosi. E infatti siamo al chilometro 26 di corsa. Al comando vediamo ci sono Giraldi, Del Carlo, Baldaccini, Pennucci e Ciofi. Quindi questa è la situazione, quindi 5 uomini al comando. Non fa più parte Carmignani del gruppo di testa, sono in 5. Vediamo grande collaborazione, ci sembra, abbiamo visto grande determinazione. In questo momento è Baldaccini che conduce, della BBM Baldo Stefan. Anche gli altri collaborano, quindi vediamo che l'azione prosegue. Ripeto, siamo al chilometro 26 di corsa, mentre ora ci siamo riportati sugli inseguitori, ritardo 20 secondi, riconosciamo il Freschi e Marletta. Freschi e Marletta sono i 2 inseguitori che a 20 secondi sono alle spalle dei 5 uomini che conducono la corsa, mentre il ritardo del gruppo è a questo punto di 35 secondi. Questa è la situazione quando siamo in località Le Pinete, chilometro 26 di corsa. Un tentativo importante è quello iniziato dai 5 uomini di testa, vedremo se il gruppo lascerà spazio. In questo momento il gruppo è abbastanza allargato, non c'è una grande convinzione, mentre siamo tornati nuovamente con gli atleti al comando. Siamo in località Le Vedute ed ora sono ancora in 5, ricordiamo Giraldi, Del Carlo, Baldaccini, Pennucci e Ciofi. Un tentativo iniziato abbastanza presto, però sono 5 atleti importanti. Ci siamo fermati, vediamo gli inseguitori, il ritardo dei primi inseguitori è a questo punto di 25 secondi, mentre il ritardo del gruppo è di 35 secondi. Il gruppo che vedete ora proprio in lunghissima fila indiana non ha concesso spazio
agli uomini in fuga, anche perché sarebbe stato veramente pericoloso. Mancano ancora un po' di chilometri all'arrivo, però sarebbe stato estremamente pericoloso concedere spazio ai fuggitivi. Ora siamo sugli inseguitori, vediamo questa coppia che si è leggermente avvantaggiata dal gruppo. Abbiamo visto Sgambato col numero 87, Michele Sgambato, abbiamo riconosciuto, mentre la testa del gruppo, ripeto, ha un ritardo ora di 35 secondi nei confronti dei 5 uomini che guidano la corsa. 5 uomini che, ricordiamo, sono Giraldi, Del Carlo, Baldaccini, Pennucci e Ciofi. A questo punto vediamo, siamo ancora lì con le immagini sul gruppo, mentre ancora prosegue il tentativo degli uomini di testa, mentre nel gruppo si susseguono le schermaglie. Ora siamo in località Vinci e vediamo che al comando sono ancora gli atleti che avevamo visto prima, ma sono rimasti in 4. Sono rimasti in 4 al comando, quindi non più 5, ma sono 4 gli atleti che sono condotti ora da Del Carlo. Del Carlo è in prima posizione, mentre riconosciamo in ultima posizione Baldaccini. Poi abbiamo visto ancora Madrigali e Giraldi, quindi in questo caso è Pennucci che non fa più parte della fuga. Sono rimasti in 4, quindi 2 atleti della BBM Baldo Stefan, anche se vedete la maglia leggermente diversa, la maglia bianco-verde, ma è quella della BBM Baldo Stefan, mentre vediamo, ecco, questo è Del Carlo con il simbolo tricolore, mentre in ultima posizione il compagno di colori Baldaccini. Abbiamo visto poi anche Giraldi, mentre è al comando Marco Madrigali che sta conducendo. È Marco Madrigali che conduce, alle sue spalle vediamo Del Carlo, poi Giraldi e Baldaccini. Questa è la situazione quando abbiamo da poco superato Vinci. Il ritardo del gruppo è di 30 secondi. Ripeto, questa è la situazione. In questo momento vediamo il gruppo comunque non concede spazio, sempre gruppo allungato. Dobbiamo dire che gli uomini di testa hanno dovuto impegnarsi sempre al massimo per mantenere un vantaggio che non ha mai superato i 35 secondi. Sono ormai un bel po' di chilometri che i corridori, che ora sono rimasti in 4 e che inizialmente erano in 6, guidano la corsa. Quando vediamo intanto in testa al gruppo scatti e controscatti, state assistendo al trofeo Barrolando che si è svolto con arrivo e partenza a Monsummano, organizzazione della Ciclisport Masotti. La situazione a questo punto vede al comando ancora 4 uomini che hanno caratterizzato la corsa, e ora siamo in località La Stella. Ancora tentativo dei 4 uomini, è Del Carlo che conduce. Veramente generosissimi questi 4 atleti che vogliamo ancora una volta ricordare. Sono Del Carlo, Madrigali, Baldaccini e Giraldi. Il tentativo l'ha iniziato Giraldi quando ci trovavamo in località Staffoli. Alle sue spalle si sono sganciati prima 4 atleti, poi Del Carlo da solo si è riportato su di loro, e poi
2 atleti hanno perso contatto e questi 4 atleti ormai stanno caratterizzando da tanti chilometri la gara, con Madrigali in questo momento ancora che conduce. Mentre siamo passati con le immagini sul gruppo inseguitore, si sono sganciati in 3. Dobbiamo dire che il gruppo non ha mai concesso spazio agli uomini di testa, veramente il gruppo ha sempre inseguito, come avete potuto vedere dalle immagini, una lunghissima fila indiana, e quindi per gli inseguitori, per gli uomini in fuga è stato sempre necessario andare a tutta. Non sarà facile per loro arrivare in fondo, visto che già quando eravamo in località Staffoli, quindi dopo appena una quindicina di chilometri di corsa è nato il tentativo di fuga. Ed ora abbiamo visto infatti dalle immagini che il gruppo si è avvicinato notevolmente. Vedremo se l'immagine ce lo permetterà. Siamo ancora sui 4 di testa, ma gli inseguitori sono ormai vicinissimi, ed ecco i primi 3 inseguitori che si stanno portando sui fuggitivi. Sono in 3. In ultima posizione di questo gruppetto riconosciamo Cafaro, numero 112, assieme a lui Passuello e Guidi. È Guidi il primo che si riporta sotto con il numero 1, poi abbiamo visto Passuello con il numero 89 e Cafaro con il numero 112, quindi a questo punto 7 in testa, ma il gruppo è ormai alle loro spalle e il tentativo sembra ormai terminato. Dobbiamo dire che Del Carlo ci crede ancora, vedete con quanta determinazione Del Carlo insista nella propria azione. Veramente Stefano Del Carlo ha dato tutto, forse ancora più degli altri componenti la fuga, ma ormai il gruppo, o perlomeno i primi, coloro che si stanno sganciando dal gruppo, i primi si riportano su di loro. Vediamo infatti 4 atleti che si riportano sotto, ed ora siamo passati al tentativo, rientrato il tentativo dei 7, è Cafaro, Andrea Cafaro, numero 112, che difende i colori della BBM Baldo Stefan, che allunga praticamente in contropiede. Avevamo visto, è stato l'ultimo, visto che aveva i compagni in fuga, non ha mai tirato tra coloro che si stavano riagganciando davanti, e in contropiede è partito da solo, praticamente nel momento in cui venivano raggiunti gli uomini al comando si è sganciato Cafaro, che ora guida con una cinquantina di metri nei confronti dei primi inseguitori. Ripeto, siamo nelle fasi finali di corsa. Cafaro ora è stato raggiunto da 4 compagni di fuga. Sono in 5 al comando in questo momento. Abbiamo riconosciuto tra questi, oltre a Cafaro, abbiamo visto presente David Giusfredi della Pineta, numero 91, ma il gruppo è ancora abbastanza vicino. Vediamo infatti che gli atleti in maglia bianca stanno inseguendo. Si tratta di Massimo Di Franco della Tricycle, che sta inseguendo, con lui compagni di squadra, quindi il vantaggio dei 5 uomini di testa è ancora minimo, e sono rimasti in 4 al comando. A questo punto sono rimasti in 4. Si tratta di Cafaro, assieme a lui Colonna, poi riconosciamo anche Freschi, e con loro c'è anche Domenico Passuello. Quindi Passuello, Cafaro, Colonna e Freschi guidano la corsa, ma il ritardo del gruppo è minimo, ancora minimo. Vedremo se gli atleti sapranno
chiudere sui 4 uomini che guidano la corsa. Ormai siamo alle fasi finali, siamo all'arrivo, il gruppo era vicinissimo agli uomini di testa, agli uomini che conducevano la corsa, ma vediamo uno di loro. Si tratta di Giuseppe Cafaro, ancora qualche metro di vantaggio, emozionantissimo finale, vediamo sulla sinistra Cafaro che mantiene pochi metri ed è Cafaro che vince l'assoluto. Bellissima l'impresa dell'atleta della BBM Baldo Stefan che vince l'assoluto. Ricordiamo, per la categoria A1 è Emanuele Guidi della Baglini che vince, per la categoria A2 Claudio Reali e per la categoria 3 Giuseppe Cafaro della BBM Baldo Stefan, che ha resistito fino alle fasi finali ed è lui il vincitore assoluto. Veramente una bellissima impresa quella dell'atleta della BBM Baldo Stefan, che è riuscita a conservare pochi metri di vantaggio e a vincere il trofeo Bar Rolando, prima gara. Ed ora con le immagini siamo passati alla seconda gara, quella riservata alle categorie A4, A5 e A6 e alla categoria donne. Mentre gli atleti stanno per prendere il via, vogliamo ricordare gli ordini d'arrivo completi delle 3 categorie che hanno già terminato la gara. Per la categoria A1, vittoria di Emanuele Guidi davanti a Nico Sabatini, Felice Rizzo, Fabio Maccioni e Simone Soldi. Categoria A2, Claudio Reali ha vinto davanti a Fabrizio Giacomelli, Alessandro Nannetti, Luca Barbieri e Michele Sgambato. Per la categoria A3, Giuseppe Cafaro, vincitore assoluto della gara, davanti a Mori Walter, Donato Castello, Claudio Giraldi e Alessandro Serraglini. Ed ora, dicevo, con le immagini siamo passati alla seconda gara, quella riservata agli atleti senior, dalla categoria A4 alla A6 e eventualmente la partecipazione delle categorie femminili. Tra l'altro sono presenti anche 2 atlete. Vediamo prime fasi, primi allunghi, anche in questo caso partecipazione veramente numerosa. Oggi la Ciclisport Masotti può essere veramente soddisfatta per la partecipazione veramente ampia, quasi 250 atleti a questo trofeo Bar Rolando che si è svolto a Monsummano nella zona industriale. Vediamo il gruppo in queste prime fasi compatto, sono ancora tutti assieme, questa seconda gara che ha preso il via da pochi minuti. Lasciamo passare ora gli atleti, ripeto, ancora tutti assieme nelle primissime fasi di corsa. Ed ora siamo al chilometro 11 di corsa, vediamo alcuni atleti si sono leggermente avvantaggiati, sono 3 atleti al comando, si tratta di Ballati, Lucchesi e il terzo atleta dovrebbe essere Cerretini, quindi 3 atleti al comando, vantaggio comunque ancora minimo, vedete in fondo il gruppo in fondo a questo viale, quindi sono 3 gli atleti che conducono la corsa, siamo al chilometro 11 di corsa, vediamo Ballati e Lucchesi. Terza posizione l'atleta della Falaschi 45 secondi. e hanno il ritardo del gruppo è in questo momento di 42 secondi ed è condotto dalle prime posizioni da Casagrande e da Antonelli. Questa è la situazione, ripeto, siamo al chilometro 11 di corsa. L'altro atleta che era al comando, dobbiamo precisare, si trattava di Stefano Caleo, numero 220, era lui il terzo uomo che faceva parte della fuga, quindi
i 3 uomini al comando. A questo punto vediamo il ritardo del gruppo è ancora di 42 secondi, quindi Ballati, Lucchesi e Caleo al comando, ritardo del gruppo 42 secondi. Lasciamo passare ora tutto il gruppo. Ripeto, stiamo seguendo il trofeo Barrolando organizzato dalla Ciclisport Masotti. Ed ora siamo passati a altre immagini della corsa. Vediamo al comando ci sono 5 atleti. Vediamo di chi si tratta. Appena possibile vedremo i loro dorsali. Partiamo dal 248, si tratta di Dario Ballati che già faceva parte della fuga iniziale. Assieme a lui riconosciamo Maurizio Giorgi col numero 221, quindi sono in 5 a condurre la corsa. Ancora una volta, ripeto, al comando abbiamo Dario Ballati col numero 248, abbiamo visto col 221 Giorgi, poi riconosciamo con il numero 249, si tratta di Tiziano Baldini, col numero 220 Stefano Caleo, e l'ultimo componente del gruppo di testa è un altro atleta. Ora appena possibile lo inquadreremo. Si tratta, ci sembra, del numero 243, è Massimo Paolieri. Comunque, ripeto, 5 corridori al comando. Vediamo 2 inseguitori, sono sganciati in 2 questi 2 atleti. Si tratta di Adriano Casagrande che conduce, assieme a lui Saverio Tosi. Questi 2 atleti hanno però poche decine di metri di vantaggio nei confronti del gruppo e un ritardo di oltre 30 secondi, 32 secondi per esattezza, nei confronti degli uomini di testa, mentre il gruppo passa in questo momento con un ritardo di 50 secondi. A questo punto lasciamo passare anche il gruppo, quindi questa è la situazione quando ormai abbiamo superato metà gara. Ancora testa del gruppo che insegue non solo i 5 uomini al comando, ma anche i 2 atleti che si sono avvantaggiati e che ora inseguono gli uomini di testa con un ritardo di 30 secondi. Vediamo l'andatura del gruppo in questo momento non è velocissima. Seguiamo ancora per qualche istante il gruppo. Ripeto, gruppo che la cui andatura non pensiamo in questo momento permetta di raggiungere né i 5 uomini che guidano e neppure i 2 che si sono sganciati da poco. Il ritardo del gruppo ormai è nell'ordine di 1 minuto. Vediamo il gruppo mentre siamo passati con le immagini ormai alle fasi finali, all'arrivo. Vedremo l'arrivo degli atleti ed è un atleta che giunge da solo al traguardo. Bellissimo il finale, quindi ricordiamo gli arrivi. Per quello che riguarda la categoria 4, Stefano Caleo vince davanti a Andrea Panconi e Dario Ballati, Tiziano Baldini e Maurizio Giorgi. Per la categoria 5, vittoria di Alessandro Fiesoli davanti a Livio Gremigni, Luca Bertoncini, Antonino Visconti e Franco Brilli. Mentre per la categoria A6, assistiamo ora allo sprint del gruppo, categoria A6, successo di Alessandro Antonelli davanti a Adriano Gastasini, Osvaldo Pieroni. Tra le donne Whitney Gaggioli vince
davanti ad Anna Circelli. Questo è l'esito di questo trofeo Bar Rolando organizzato dalla Ciclisport Masotti a Monsummano. Ed ora, mentre stanno continuando gli arrivi, sentiamo le interviste che sono state fatte al termine della manifestazione. Luca Masotti con Sandro Barbieri dello staff della Ciclisport Masotti. Secondo anno che si organizza questa manifestazione, credo che stia crescendo a dismisura perché oggi sono partiti 200 atleti. Sì, credo che sia partito oltre 200 ragazzi, questo me lo può dire più Sandro Barberi perché io ero dietro a organizzare, sicché non so di preciso quanti erano i partecipanti. Comunque è stata una bella manifestazione. Cioè nel secondo anno che viene organizzata sempre per il 9 di giugno la festa grossa qua a Monsummano. E direi quest'anno siete stati anche avvantaggiati perché ricade di sabato e è più facile venire a correre. Sì, essendo un po' più facile, anche perché giustamente la gente lavora e il sabato e la domenica fanno un po' più festa e è cascata diciamo a pennello. Sembrerebbe che ora non ho visto il calendario un altro anno di domenica, se il signor Barolando mi conferma per la stagione prossima di poterla rifare, noi la rifaremo. Ecco. Un bel percorso, non c'è mica stato nessun incidente, credo più liscia di così la gara non poteva andare. No, più liscio di così non potevo andare, l'unico ragazzo è cascato lo de mia, ma si è un po' sbucciato e basta, non niente di particolare. Sarà stata l'emozione che c'è come organizzatore? Completini nuovi, almeno, spero che tu l'abbia ripigliati, qualche duro con i miei completini nuovi, che ripigliati, perché ripigliati si dice è alla Monsummanese. È la Monsummanese. Sandro, un percorso direi consolidato, questo giro bello, qualche metro di pianura ma poi è tutto un saliscendi. Sì, quest'anno si è cambiato il percorso perché l'anno scorso era bello anche l'anno scorso ma era un po' troppo corto come chilometraggio. Quest'anno si è allungato, si è fatto la variante là di Lamporecchio, Toiano, Cerreto, percorso a me mi sembra sia bello, mi è piaciuto a tutti, non c'è stato nessun incidente, tutto bene, partecipanti effettivi erano 179 per la precisione. Certo, 179 è un bel numero e quest'anno 2 partenze. È un bel numero, sì. L'anno scorso si era fatta una partenza sola per via dell'esiguo numero di partecipanti. Quest'anno, avendo due partenze, sempre perché si è avuto maggiori iscritti, tutto bene, poi per il resto ha detto tutto Luca. Solo qualche problema per l'organizzazione, facendo 2 partenze, però con le staffette direi che è scorso tutto regolare. Sì, le staffette, queste qui, la scorta tecnica, niente da eccepire, sono veramente bravi, sanno fare il suo lavoro, sembra sia 100 anni che lo fanno. Luca, ringraziamento finale credo che vada al Bar Rolando perché è uno sponsor ma è un amico. Questo senz'altro, io vorrei dire una cosa a questi ragazzi qui e anche un altro che c'è in questo momento che mi hanno dato una grande mano per poter organizzare questa gara ciclistica a livello amatoriale, ma veramente il Bar Rolando credo che sia uno che gli piace fare queste cose qui. Ecco. Appuntamento al 9 di giugno del 2013. Speriamo con successo anche. Perché poi siamo anche nell'anno del mondiale, pertanto siamo più stimolati ad organizzare delle manifestazioni. Sì, veramente, sì. Andrea Romani, figlio del bar titolare Bar Rolando, una bella manifestazione al secondo anno, però come dicevo con Luca Masotti è cresciuta a dismisura, quasi 200 atleti al via. Sì, il fatto che fosse di sabato magari ci ha aiutato un po', il percorso in linea piace molto, quindi proseguiremo su questa strada probabilmente. Oramai è un appuntamento fisso per gli anni a venire, il 9 di giugno, festa grossa a Monsummano e organizzazione di questa gara. Festa del patrono e festa Monsummano e quindi presumo che continueremo ancora negli anni a venire a organizzare una gara ciclistica perché vedo che insomma veniamo seguiti abbastanza favorevolmente. Da atleta hai corso naturalmente, un giudizio su questo percorso, 75 km su di un bel circuito. Sì, percorso adatto alla maggior parte degli amatori, diciamo, siamo arrivati in tanti e
Un buon percorso direi da poter fare anche l'anno prossimo magari con qualche variante, però adatto a tutti diciamo. Uno spunto finale di Cafaro che è stato veramente eccezionale. E Cafaro lo conosciamo, è uno che negli ultimi 10 km può fare la differenza e oggi l'ha fatta. Bene, allora appuntamento agli sportivi al 2013 al 9 di giugno. Al 9 di giugno che probabilmente dovrebbe essere di domenica, quindi di domenica mattina.